miracolo della croce, Gentile Bellini, 1500, olio su tela, Galleria dell'Accademia, Venezia. Durante il Rinascimento veneziano, le bellezze della città erano motivo di grande orgoglio ed era cosa frequente commissionare dipinti in occasione di eventi particolari. Anche il miracolo che osserviamo in questo quadro è un'occasione per l'artista di mostrare la sua abilità nel raccontare la vita di tutti i giorni a Venezia. Gondolieri, frati, donne e uomini dell'alta società, palazzi e canali sono tutti elementi della bellissima città in cui Gentile vive e lavora. La scena è piena di deliziosi dettagli, dai gioielli delle dame ai mattoni dei camini. Tutto è dipinto con grande abilità e attenzione. Inoltre Gentile ha diffuso nella scena una luce delicata che serve a distinguere una figura dall'altra e a evidenziare i palazzi. Gentile Bellini apparteneva a un'importante famiglia di pittori veneziani, tra cui il padre Jacopo e il fratello Giovanni. Nel 1479 lavorò a Costantinopoli per dipingere il ritratto di Maometto II. Per la visione e l'ascolto di questo video vi ringrazio e vi invito anche ad iscrivervi al canale Il Cappello di Irma per ricevere le notifiche dei prossimi video e dei prossimi contenuti che pubblicherò. Inoltre, perché è gratuito come il canale, vi invito anche sempre a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.